Sabato 1 agosto, Sant'Alfonso, è il 213° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 152 al termine. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:42. La luna si leva alle 21:12 e tramonta alle 7:05. Giunto nella nostra città il 24 luglio precedente, l'imperatore Federico Barbarossa ratifica il trattato con la Lega Lombarda. L'imperatore si impegna a non molestare quelli della Lega, né le persone né i loro averi, per un periodo di 6 anni. Essi potranno circolare e commerciare liberamente in tutto l'impero, mentre gli imperiali potranno fare altrettanto nei territori della Lega. Le previsioni per domani. Nelle prime ore addensamenti nuvolosi in diradamento nel corso della mattinata. In seguito su pianura e costa ampie schiarite, mentre in montagna permarranno condizioni di variabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti. Precipitazioni, inizialmente rovesci e temporali locali con probabilità medio-bassa. I fenomeni potranno perdurare fino al mattino sulle zone pianeggianti e fino al pomeriggio sulle zone montane, specie sulle Dolomiti. Temperature senza variazioni di rilievo, salvo in aumento in quota.